I lavori eseguiti a casa del capo ufficio tecnico del comune di Aragona erano fatti dagli stessi operai del comune. I materiali usati erano destinati invece a lavori da effettuare presso il ponte Zammuto nei pressi della zona di Aragona, che con una delibera comunale li destinava a un cantiere presso un ponte medesimo. Oggi la conferenza stampa dei Carabinieri, alla presenza del comandante della compagnia di Canicattì Pacifico e di quello della stazione di Aragona Scibetta, che hanno scoperto il tutto attraverso normali controlli effettuati. Infatti, in tal senso è stato notificato dagli stessi carabinieri della stazione di Aragona l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che contiene l'informazione di garanzia emessa dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti dello stesso dirigente dell'ufficio tecnico dei lavori pubblici del comune di Aragona, sul conto dei quali i militari nel corso di una rapida indagine hanno raccolto gli indizi di colpevolezza in ordine al grave reato di peculato. Nei fatti, così in dettaglio, il 5 maggio del 2021 i carabinieri della stazione di Aragona sorprendevano 3 operai comunali mentre stavano edificando una recinzione presso l'abitazione di campagna dello stesso indagato. Per l'opera venivano utilizzati delle grandi reti metalliche e alcuni pali in ferro trasportati sul posto con un mezzo con le insegne del comune. Una delle reti metalliche era stata già trasformata in una cuccia per il cane da collocare nella proprietà del funzionario pubblico. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento e documentavano come il materiale in questione era stato acquistato con delibera del comune di Aragona e destinato al ripristino del muro di contenimento del ponte Zammuto. I carabinieri di Aragona inoltre verificavano che gli operai sorpresi presso quell'abitazione risultavano in quel momento effettivamente in servizio al comune. Era stato l'indagato loro superiore a comandarli di compiere quei lavori privati nella propria casa, disponendo anche l'utilizzo del camion di proprietà con le scritte dello stesso comune di Aragona. Proprio ieri abbiamo notificato l'avviso di garanzia di conclusione dell'indagine emesso alla Procura a carico di questo soggetto, il quale con un mezzo comunale, quindi che veniva utilizzato per i lavori comunali, e 3 operai del comune di Aragona, si è fatto trasportare presso la sua abitazione in campagna privata delle reti elettrosaldate che erano state precedentemente acquistate con delibera, fatturate e quindi pagate dall'amministrazione comunale di Aragona per la realizzazione di un muro di contenimento nel ponte di Zammuto in via Sicilia ad Aragona. Il soggetto in argomento si è portato gli operai che la mattina stessa abbiamo appurato avevano timbrato per andare al lavoro, distogliendoli quindi dal loro lavoro, portandoseli in campagna nella sua abitazione privata per farsi montare questa recinzione, di cui una di queste reti elettrosaldate era già stata trasformata precedentemente per fare una specie di cuccia per il cane con delle porte. E quindi il tutto è stato verificato dai carabinieri, dall'occhio vigile dei carabinieri che stanno sul territorio, i quali hanno comparato le varie reti elettrosaldate, erano identiche, uguali, identiche a quelle del ponte Zammuto già installate, uguali, identiche ad altre reti che abbiamo trovato in altri luoghi del comune di Aragona, quindi proprietà di bene comunale distolto alla pubblica utilità del cittadino di Aragona. Ecco, l'indagine è conclusa perché è già stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini ieri sera all'indagato, quindi a tutt'oggi l'indagine è chiusa. Nella delibera c'era scritto che questi materiali erano destinati ai lavori del ponte Zammuto, no? Assolutamente sì, erano stati acquistati per la realizzazione di un muro di contenimento del ponte Zammuto. Il messaggio che vogliamo dare è che l'Arma dei Carabinieri ovviamente è sul territorio, costantemente sul territorio, e quindi controlla e oltre a prevenire chiaramente reprime qualsiasi tipo di reato, in questo caso un reato contro la pubblica amministrazione. Quindi gli operai coinvolti erano operai del comune allora? Assolutamente sì, operai del comune che hanno timbrato regolarmente la mattina con il cartellino, infatti abbiamo acquisito proprio il registro dei timbri, quindi avevamo timbrato col cartellino per andare a lavorare, per fare operazioni di minuto mantenimento, loro sono utilizzati nel comune, invece sono stati distolti e portati in campagna in abitazione privata. Quindi non c'è un coinvolgimento dell'amministrazione attiva? Assolutamente no, è il singolo e abbiamo stigmatizzato il reato commesso da un singolo soggetto.